Vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nel centro carriera, pronti ad affrontare una nuova gara, quest'oggi ambientata in un luogo molto ben diverso dai precedenti. Quest'oggi ci troviamo in Europa, dall'altra parte del mondo rispetto ai Gran Premi precedenti, dove ci distreggeremo in questo nuovo circuito, ovvero il circuito della Spagna. Questo circuito è un circuito molto ma molto differente dai precedenti e credo che possiamo ottenere qualcosa di più dei risultati che abbiamo ottenuto nei Gran Premi precedenti. Quindi innanzitutto, prima di catapultarci immediatamente nel Gran Premio, diamo un'occhiata alle mail perché a quanto pare c'è una piccola segnalazione. Allora, a quanto pare per quanto riguarda le qualifiche abbiamo l'opportunità di classificarci entro la 10ª posizione e per quanto riguarda la gara almeno 7º posto. Vedete che pian piano che otteniamo sempre migliori risultati, le prestazioni in gara devono essere nettamente migliori. Comunque, ovviamente il prezzo da pagare per avere la prima guida. Abbiamo per le qualifiche un tempo abbastanza sereno con 25 gradi circa, e per la gara ancora non si accenna nessun come possiamo dire, nessun Eccoci all'interno dei nostri box ragazzi, in questa bella giornata di sole all'interno del nostro caro circuito Santander di Spagna, pronti quindi per le qualifiche, come avete ben potuto notare dal titolo principale. Il nostro ingegnere continua a parlare sopra la nostra voce perché ovviamente lo fa apposta il ragazzone. Quest'oggi effettueremo le qualifiche ragazzi proprio perché mettiamo in pausa, altrimenti il tempo continua a scorrere. In questo periodo di attesa dei due titoli principali che farò, ovvero Hitman Absolution e Far Cry 3, aumenteremo la dose un po' di Formula 1 2012. Spezzetteremo il Gran Premio in due parti. Nella prima parte verrà analizzato il circuito, soprattutto l'assetto che andrà utilizzato nella gara che arriverà nel prossimo video, dove ci concentreremo principalmente su tutto quello che accadrà nella gara, come mi avete consigliato, caricare tutto il gameplay della gara intera. Quindi per adesso quest'oggi, per farvi vedere un po', conoscere il circuito prima della gara in modo tale che sapete tutte le sfaccettature del circuito, analizzeremo il tutto. Prima cosa da analizzare è l'assetto. Allora, per quanto riguarda l'assetto che oggi andremo a utilizzare in questa bella giornata di sole, come potete ben vedere non c'è appunto nessun accenno di pioggia, utilizzeremo un assetto molto particolare. Intanto andiamo a vedere la mappatura della pista, ovviamente 3 settori, un giro lo compiremo in circa 1 minuto e 23 secondi, quindi una lunghezza del circuito di 4,7 km, scusate. Per quanto riguarda invece l'assetto, allora abbiamo bisogno di un assetto che sia efficiente sia in velocità massima che in aderenza in curva, quindi l'alettone è stato impostato in maniera adeguata a quello anteriore, quello posteriore ovviamente segue quello anteriore, quindi queste prestazioni ci consentono di ottenere un'ottima velocità massima di circa 321 km/h e un'ottima aderenza in curva. Per quanto riguarda la frenata è stata impostata 50-50% in modo tale da avere una stabilità tra sottosterzo e sovrasterzo, e la pressione ovviamente alta in modo tale da avere sempre un'efficienza. Stiamo sempre attenti però a non fare bloccare i pneumatici per evitare di consumare troppo le gomme. Per quanto riguarda la barra antirollio, anteriore e posteriore sono state impostate in modo tale da avere molta stabilità nel retrotreno. Adesso vedrete perché, soprattutto nel momento in cui affronteremo le curve nel terzo settore. Le sospensioni sono molto basse, l'altezza dal suolo della vettura è davvero molto bassa rispetto al solito, mentre abbiamo aumentato un po' la rigidità della molla anteriore, soprattutto per aumentare la trazione e la reattività, visto che abbiamo bisogno di molta reattività in queste curve, che sono delle curve molto ma molto lunghe, che hanno bisogno di un cambio davvero molto elevato in modo tale da ottenere una velocità massima crescente, visto che non ci sono particolari frenate dove la velocità arriva direttamente a zero. Per quanto riguarda invece l'allineamento, la campanatura è stata impostata in modo tale da avere molta stabilità in curva. Per quanto riguarda la stabilità in rettilineo non mi sono basato molto, visto che ci sono 3 rettilini fondamentali, però sono accompagnati da notevoli curve dove dobbiamo essere precisi. Ok, questo è l'assetto che sono riuscito a stilare ragazzi. Vi faccio vedere velocemente un altro assetto che sono riuscito a creare, un azzardo appunto, come ho detto. Se avete intenzione di provarlo, provatelo. Io sono riuscito a ottenere anche buoni tempi con quello, però io credo che questo sia il migliore. Guardatelo comunque. Ecco qui l'angolo a lettone posteriore e anteriore molto elevato, frenata impostata sull'anteriore, bilanciamento molto diverso, come potete vedere, ancora più stabilità nel retrotreno,
sospensioni molto più alte rispetto a prima e soprattutto molto più rigide. Forse ci converrebbe uscire adesso. Ci conviene di uscire adesso, infatti adesso lo faremo vedere. Questa è solo l'impostazione dell'assetto precedente, solo per farvela vedere, un altro assetto che ero riuscito a provare. Comunque vediamo un po' se è questo quello giusto. Ok, le gomme che utilizzeremo oggi sono delle gomme morbide, il secondo stick di gomme. Ok, il nostro compagno Maldonado è già partito, adesso andremo alla descrizione del circuito. Lanciamoci nel nostro campo di battaglia. Ok, vediamo un po'. Già ha effettuato qualcuno qualche giro, Ricciardo, un Bentley 836. Vi dico ragazzi che io nelle qualifiche non sono molto efficace, figuriamoci adesso che devo anche aggiungere il commento. Comunque è sempre molto più divertente farvi vedere come completo le mie qualifiche. Allora, descriviamo intanto questa parte del circuito. Abbiamo innanzitutto due chicane nel terzo settore che sono molto complicate dopo questa curva che abbiamo appena adesso affrontato. Eccole qui, ecco le due chicane che consentono di perdere all'autovettura, ecco come potete ben vedere, molta stabilità nel retrotreno, quindi abbiamo bisogno di un aumento del peso nella parte posteriore. Affrontiamo innanzitutto il primo rettilineo dove la vettura raggiunge circa una velocità di 121 km/h dovuta all'altezza del nostro alettone anteriore e posteriore. Ed ecco che ci lanciamo immediatamente nel primo settore affrontando queste prime curve in compagnia del nostro Glock davanti a noi. Vediamo se possiamo affrontare questo primo curvone dove la velocità deve essere regolata con il KERS in modo tale da non uscire fuori pista. E adesso ecco che ci gettiamo immediatamente alla fine del primo settore dove a quanto pare abbiamo ottenuto il miglior giro presente all'interno del circuito per quanto riguarda il tempo migliore, che è stato quello di Maldonado, ovvero il nostro compagno di squadra. Nel secondo settore abbiamo diverse curve che hanno la necessità di regolare l'acceleratore al fine di non uscire fuori pista, dove ritroviamo una bella ghiaietta che ci può mettere in difficoltà. Ecco, come potete ben vedere, questo ragazzone è appena uscito fuori pista. Hamilton mi ha fatto un po' perdere di vista la principale funzione della curva, che infatti anche io ho sbagliato qualcosa. Comunque con un tempo di circa 50 e 300, vediamo se possiamo arrivare. Ok, abbiamo peggiorato il nostro tempo nei riguardi di Maldonado. Comunque sempre un ottimo tempo quello che siamo riusciti a guadagnare. Affrontiamo adesso nuovamente il terzo settore, vediamo un po' di regolare l'acceleratore in questa fase iniziale della curva. Maldonado 1.22.228, la nostra Williams quest'oggi sta ottenendo un ottimo, ma davvero un ottimo tempo. Vediamo un po', ecco qua potete vedere le curve dove l'aderenza soprattutto ne risente. Ed ecco che ci gettiamo immediatamente all'entrata del terzo settore dove ci porterà al rettilineo finale. 1.21, 1.22, vediamo un po' il nostro tempo stato. Siamo saliti in ottava Il nostro tempo migliore davanti a Felipe Massa, che è dietro di noi con un ritardo di 3 secondi circa. Ed ecco che a 322 km/h ci lanciamo immediatamente nel primo settore, affrontiamo le curve con molta rapidità, vediamo un po' di utilizzare un bel po' di KERS. Adesso questa curva molto importante, affrontiamola a dovere, vediamo un po' di utilizzare il DRS. In queste curve è molto difficile utilizzare il DRS ragazzi, perché visto che siamo in prossimità di un tornante è molto ma molto dura. Ecco che abbiamo ottenuto un ottimo tempo di meno 307 millesimi di secondo. Dobbiamo concentrarci, scusatemi se non parlo un attimo ragazzi, ma devo concentrarmi sulle curve. Vediamo un po' se riesco a ottenere la meglio. Ecco che ci segue davanti a noi Fernando Alonso, a quanto pare vuole acciuffare la pole, ma vediamo un po' di negargliela. Ok, molta accelerazione e molta trazione, vedete un po' come la reattività è importante. Vediamo un po' di affrontare quest'ultimo curvone. Ottimo, 49 centesimi di secondo all'entrata, vediamo se riusciamo a ottenere il miglior tempo. Abbiamo migliorato ancora il nostro tempo, però non siamo molto veloci nei riguardi degli altri. Comunque vi ricordo che la difficoltà è impostata al massimo, quindi io cerco di cavarmela al meglio che posso. A quanto pare sto effettuando tutte le curve a dovere. Forse c'è stata qualche imprecisione nell'assetto, comunque è stato il migliore che sono riuscito a stilare. Ecco qui le ultime due chicane che ci porteranno al rettilineo finale. Ed ecco qua che imbocchiamo immediatamente questa bella curva parabolica a circa 250 km/h, vediamo un po', e olè, quarta posizione davanti a Michael Schumacher. Stiamo terminando un po' il carburante ragazzi, quindi adesso ci faremo un bel giretto in box per vedere un po' che cosa abbiamo intenzione di combinare. Il nuovo componente che abbiamo installato dopo l'ultimo test di ricerca e sviluppo non funziona. Dannazione, avete appena adesso sentito che il nostro componente di ricerca e sviluppo che abbiamo sbloccato nel Gran Premio precedente non è stato utilizzato a dovere. Intanto un ottimo tempo, le gomme sono alla temperatura giusta, un ottimo tempo nel primo settore, meno 0,055 millesimi di secondo ragazzi. Intanto superiamo il nostro Fernando Alonso all'interno ragazzi, ci ha fatto uscire un po' fuori pista. Ecco la cosa che mi fa arrabbiare di questo Formula
Formula 1 2012 è che i piloti che si mettono in mezzo non vengono penalizzati. Il nostro Fernando Alonso ci ha fatto per adesso perdere un po' di millesimi di secondo che possono costarci caro, soprattutto in questa prima fase della partita. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, se riusciamo a superare il tempo di Maldonado, ma a quanto pare no, perché ho perso molto tempo, ecco, come potete ben potuto vedere dalla schermata, nella curva precedente per colpa di Fernando Alonso. Però questo giro non verrà conteggiato, come avete visto abbiamo migliorato il tempo nel primo settore. Ci facciamo un bel giretto ai box, ragazzi, per vedere un po' di risistemare le gomme. Non consumiamole molto perché in gara ci servono, quindi lasciamo la loro integrità circa al massimo e diamo un'occhiata intanto dove è l'entrata ai box. Eccola qui, vedete un po' dopo le due chicane a destra, affrontiamole con calma. Ok, il carburante sta finendo perché ho caricato circa 20 galloni di carburante, quindi utile per 5 giri, però ovviamente alla miscela 1 elevata terminano molto rapidamente. Come avete ben potuto sentire, vi spiegherò adesso che cosa significa quello che ha detto il nostro ingegnere. Il nostro componente che abbiamo installato non funziona. Allora, in pratica nelle prove libere ogni tanto appare una sorta di prova che ti aiuta a migliorare la prestazione della tua macchina, in pratica come la resistenza aerodinamica, il consumo delle gomme ridotto, eccetera. Però devi migliorare la tua prestazione in gara con un bel tempo, per circa 3 giri e così via. Praticamente ci sono stati dei problemi, come possiamo dire, non è stato possibile installare questo componente. Una cosa che mi piacerebbe avere di più in questo Formula 1 2012 è che per guadagnare questi componenti ci voglia un po' di fatica in più, perché mi sembra che ci sono tempi molto semplici da battere. Per esempio abbiamo fatto adesso, quanto abbiamo fatto di tempo? Diamo un'occhiata. Abbiamo fatto 1:23.697, circa un secondo in più del nostro Maldonado, ma in gara lo recupereremo, state tranquilli. Cioè ci hanno proposto un giro di 1:32 nella prova per guadagnare quindi queste componenti tecniche. Mi aspettavo qualcosa di più difficile. Comunque vedremo più avanti se ci sarà qualcosa di più complicato. Comunque abbiamo ottenuto la nostra prestazione. Adesso le gomme a quanto sono di integrità? 84%. Vanno bene, io mi fermerei qui, ragazzi. Quanti giri abbiamo fatto? Diamo un'occhiata. Andiamo nella nostra sezione. Ecco qua, classifiche, eccoci qui. Van Helgen, ecco qua, abbiamo fatto appena adesso 3 giri, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Bene, possiamo accedere alla seconda sessione. A quanto pare, ragazzi, il nostro tempo è stato uno dei migliori, siamo riusciti ad entrare all'interno della seconda parte delle qualifiche. Questa prima parte è stata un po' una parte che è stata fondamentale per farvi capire un po' il circuito che andremo ad affrontare, soprattutto l'assetto che andremo ad utilizzare. Eccoci, seconda sessione delle qualifiche, ragazzi, vedremo un po' quello che riusciamo a combinare. Ho caricato carburante ottimo per 2 giri, quindi abbiamo 2 possibilità di vittoria. Poi non intendo sprecare i pneumatici oltre la loro quantità necessaria. Comunque già è una buonissima cosa arrivare all'interno della seconda prova delle qualifiche, visto che nei Gran Premi precedenti neanche alla prima riusciva ad arrivare, quindi un ottimo risultato. Allora vediamo un po' di affrontare il tutto. Andiamo. Ecco, vedete un po' come si perde aderenza in questa dannata curva. Passa, amico mio. Ecco Perez, andiamo. Forza, tutta manetta. Carichiamo il nostro DRS al massimo in compagnia di una bella dose di energia cinetica. Diamo un'occhiata. Ricciardo 23.435. Dobbiamo ottenere di meglio, ragazzi. Primo settore, 5 curve da affrontare. Avanti, eccoci qui all'interno. Avanti con molta calma. Ok, Perez davanti a noi, ci ha fregato la posizione. Dobbiamo riuscire a ottenere meglio di lui. Avanti, vediamo se riusciamo a tenere in questa curva. Ottimo, il DRS è stato usato a dovere. Vedete un po', ragazzi, sempre nel primo settore otteniamo tempi record, 434 millesimi di secondo in meno. Diamo un'occhiata adesso in quest'altra curva. Ok, affrontiamola con calma. Ok, bene, partiamo. Carichiamo il nostro DRS al massimo in compagnia di altri 80 cavalli con la nostra energia cinetica. Bene. Ok, adesso rimane ancora il nostro secondo rettilineo più importante. Vediamo se possiamo dosare l'acceleratore a dovere. Qui, maledizione. Ok, migliore di questa curva non potevo fare. Perez 54.256. Vediamo se riusciamo a ottenere di meglio. Niente, non è stato il massimo, però davvero un'ottima partenza sono riuscito a fare. Ok, affrontiamo immediatamente queste ultime chicane che ci condurranno al termine del nostro primo giro. E se riesco a ottenere un buon tempo in questo primo giro mi rimango ai box, ragazzi. Ok, andiamo. Ecco le 2 chicane che ci condurranno alla fine. Con calma, senza tirare troppo sull'acceleratore. Bene, 1.17. Avanti che stiamo terminando. 1.20. Vediamo se riusciamo a ottenere di meglio. 17esimi. Non ce l'abbiamo fatta. 1.23.727, molto simile al giro che abbiamo effettuato. Ragazzi, che terminano qui le nostre qualifiche. Ci siamo qualificati a un 17esimo posto, meglio rispetto a quello che abbiamo effettuato nei gameplay precedenti e peggio rispetto ad altri. Comunque un ottimo posto per quanto riguarda la mia prestazione. Io ho dato il massimo in questo Gran Premio. Comunque potete vedere Fernando Alonso un tempo di 1.21.4
403, davvero molto ma molto veloce. Comunque sono riuscito a dare il meglio con questo assetto. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Adesso ci becchiamo nella gara per vedere un po' di recuperare. Il nostro Maldonado vi ricordo che parte sempre 7 posizioni davanti a noi, però questo non vuol dire niente, perché nella gara faremo vedere chi è che comanda. Quindi ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, ragazzi, e mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.